Un presepe semplice ma al contempo molto significativo, quello che è stato inaugurato oggi presso la Basilica del Santo. Ricorda e richiama il primo cosiddetto presepio della storia, più o meno proprio dirlo comunque, 1223, San Francesco che vuole rappresentare vivamente il mistero dell'incarnazione di Cristo. Siamo Greggio e un suo devoto, un suo amico, Giovanni, gli permette di riprodurre quella notte per cui tutta la gente di Greggio si anima, candele, torce, si mette in strada. Guardate bene però, poi il racconto è anche qui alla mia sinistra, è raccontato dal biografo. Vedete però un quadro che è un affresco del 18 che ci dice che in realtà non c'è Giuseppe e Maria e il bambino Gesù, cioè le statuine come noi le immaginiamo oggi nel presepio. Tutta la gente si mette in cammino, pastori, gente, mercanti, contadini e via discorrendo, dove? Verso la chiesa, perché verrà celebrata l'Eucaristia. Il presepe rimarrà aperto fino al 2 febbraio 2019, collocato come sempre nel chiostro della Magnolia. Zwischenmarkt Channel News, Padova.